Buondì cari amici della Maratona Veneta, ancora parliamo di sta parola, stasera sta qua. Sta qua che chiamiamo tutti quanti zecca, la zecca. Cosa sia la zecca? La zecca sia il parassita che si picca addosso, sapere, ciuccia il sangue, ematofago, se ho scoperto cercando la definizione zoologica, ma soprattutto niente chiamiamo zecca è il posto dove che si va, dove che si conia la moneta, no? Dove che si stampa la moneta. Però cercando è stata fuori una roba interessante, perché il frutto delle robe che si sa è perché te che cercare. La parola originaria la è araba, questo lo sapevo già. La parola infatti zecchino, che noi diciamo il zecchino, lo zecchino, robe così, no? Oro zecchino, In realtà la viene appunto dall'arabo e anche in inglese si scrive con la S all'inizio. Allora mi si è visto un dubbio, no? Perché di solito con le parole che si scrive con la S, la Z invece è vibrata, va zecca. Qua dovrebbe venire fuori la secca, no? E ora parliamo subito di parlare del conio. E ora cercando, allora cerca proprio sul Boerio, il dizionario del veneziano dell'Ottocento. E c'è scritto che sta roba qua, che si scrive così, la selese con la Z aspra, c'è scritto. Là lo spiega praticamente in dei termini della scrittura dell'italiano. Ma cosa è che vuol dire quella aspra rispetto a quella dolce? Che non si va da lesere alla Boerio, diciamo, zecca, ma zecca, come che fosse appunto z come sono. E cosa vuol dire? Vuol dire che segni altri qua, ad esempio la zecca, se potremmo fare la lettura tipica veneta, e sta roba la dimostra che i veneti, sta lettera, Veneto, specialmente Veneto centrale, riconosce come z, la zecca, ma in realtà, come che scriveva Boerio, l'intendeva la z come quella italiana, che la si può leggere in due modi, che avevamo già visto sta roba. L'italiano può leggere la z, la lingua italiana, sta lettera quasi l'unica lingua al mondo che fa così, la puoi leggerla come z, a z di Godzilla, zecca, o come z, la z di tsunami, zecca, no? E ora il Boerio e ne dice, il Boerio qua, e ne dice, guarda che sta roba in Veneto la si pronuncia in questa maniera qua, zecca, dove si stampa la moneta è a zecca, e di conseguenza quello che ancora neanche chiamiamo la zecca, in Veneto dovrissimo pronunciarlo la secca dove che si va a stampare, coniare la moneta. Vedi io che non si mica sbagliare ragionamento se la parola originaria la se sicca in arabo che vuol dire, mi pare che ho cercato, vuol dire scavare, quindi coniare, battere, non insidere, ecco. E allora, la vera parola sarebbe secca, ma ormai tutti quanti diciamo zecca, e come se che funziona la lingua? La lingua delle volte la va a testare robe che si completamente sbagliate, però ormai tutti quanti dice cosita, e se vogliamo dire il vero modello corretto sarebbe che go rompa un par di scarpe 9 de secca, anche se in realtà tutti quanti diciamo 9 de zecca. Qualche d'uni ovviamente sarà anche 9 de zecca, come che diciamo in italiano, sbagliando, perché anche in italiano si avrà da dire, secondo etimologia, è nuovo di zecca, quindi pronunciando così per capirsi. È nuovo di zecca, perché anche in italiano si può dire questa roba qua. Un bel viaggio in mezzo le parole e a scoprire che qua a zecca non è la mia Z di zanzara, zecca, ma è una S che probabilmente la tessuga il sangue, la secca, perché anche la bestia che ciuccia il sangue la gana etimologia non dall'arabo ma dal tedesco che però è d'opera sempre sto suono qua. E allora, insomma, in sostanza, se che chiamiamo secca, che non chiamiamo mia a secca, ecco, bisogna che chiamiamo la secca, però se siamo abituati a dire la secca e d'altronde la nostra Z siamo abituati a leggere la Z, insomma va bene, se ne faremo una ragione di quello. Finì anche la puntata da un po' che ho messo più dubbi che come si dice, che soluzione, ma la scienza la deve avere dubbi, mica avere soluzione, perché se avessimo tutte le soluzioni, non servirebbe a fare scienza. Fatta che la puntata da un po', così, ci vediamo domani con la nostra maratona veneta. Ciao 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 ciao.